Sì, beh, le sfide future prevedono che noi facciamo un'attività per richiamare l'attenzione di chi ci governa sulla necessità appunto di essere ascoltati. Noi siamo in crisi, la burocrazia ci sta soffocando, ci sono troppe regole che dicono tutto e il contrario di tutto. Partiamo intanto da lì. Ecco, parlava anche di dati, parlava anche di sfide come quella del 110%, parlava di tante cose, la demografia che non, diciamo, che non aiuta. La demografia, la crisi demografica non aiuta, il ricambio generazionale è un peso che ci stiamo portando addosso. Devo dire però che c'è dell'entusiasmo, cioè il lavoro c'è, quindi dovremmo partire da lì, dovremmo partire anche da far riscoprire nei giovani la voglia del sacrificio per avere dei successi e il successo può arrivare, viva Dio, anche attraverso il lavoro. Parlava dell'importanza che dei corpi intermedi, no? Sì, beh, questo era il primo punto, lo davo per scontato. A noi non piacciono le fughe in avanti di certi leader. La politica non si può sostituire ai corpi intermedi. La politica ha bisogno dei corpi intermedi. I corpi intermedi, Confartigianato in questo caso e chi più ne ha più ne metta, conoscono le imprese, sanno quelli che sono i loro valori, sanno quelle che sono le loro necessità. Ascoltare ed accontentare le imprese si agevola il sistema paese. Se le imprese stanno bene, il paese sta bene, punto. È importante anche la riforma della legge quadro. La riforma della legge quadro nell'artigianato è importantissima, la stiamo aspettando da anni, sembrerebbe che in questo 2025 stia arrivando, io me lo auguro, perché? Perché è cambiato il mondo dell'impresa artigiana, cioè non può essere il limite dei dipendenti che ci tarpa le ali. Le imprese nascono piccole, siamo in un mondo dove viene richiesto di crescere, le imprese le imprese artigiane che crescono, lasciamole crescere e anzi agevoliamole perché sono il tessuto del nostro sistema paese. Vorrei ricordare a questo proposito che questa è terra di quel famoso miracolo del Nord-Est. Allora, dovete tenere presente un dato che è incontestabile. Ai tempi del cosiddetto miracolo del Nord-Est, che poi di miracoloso non c'era assolutamente nulla, c'era solo il lavoro, che noi facevamo con dedizione, in queste aree qua avevamo il PIL che superava quello della Baviera. Allora, tanto per dare un dato, il PIL bavarese era il più alto del mondo, credo. Quindi vuol dire che con le piccole imprese si può anche fare PIL. Siccome che questa cosa qua mi sembra che non sia tanto capita e che ci sia qualche fenomeno in giro che dice che la piccola impresa non va bene. La piccola impresa va bene, ma se l'aiutiamo può crescere e comunque va meglio ancora.